Io per certi aspetti mi rifaccio a una cosa che diceva la Mirella qualche giorno fa, insomma, che seguivo, che in questo paese praticamente chi paga sono sempre i deboli e chi ha rubato se la cava sempre. Porto Marghera è questo. Il fatto che di pensare a una Porto Marghera diversa, bene, turistica, non ci siamo mai sottratti a questo tipo di ragionamento, turistico, portuale, industriale. Abbiamo sempre chiesto di non mettere in contrapposizione queste cose che comunque sono settori importantissimi sia dal punto di vista occupazionale ma anche economico. Allora, Porto Marghera è sempre stata teatro di sfruttamento, sia perché le aree sono appetibili, però per essere appetibili le aree dovrebbero essere bonificate, perché quando è stata come dire, risanata Marghera non è che abbiano utilizzato solo terra. Udite. Mirella, non le ho mai nascoste. No, lo so, se ma mi chiedete dico, il Parco di San Giuliano cosa c'è sotto, ve lo dico. No, perché sembra che qua sia il paese dei balocchi, che non ci sia niente sottoterra, che sia tutto in regola, tutto a posto. Non che sia terra di fuochi, dice qualcuno, invece che sia anche qua terra di fuochi. Basta guardare l'inquinamento delle falde. Bravo. Si fa la pasta con le vongole, quelle pescate fuori Porto Marghera? Sì, di solito quando me le faccio spengo la luce per vedere se brillano e così almeno si capiscono. Fosforescenti.